Dopo la comunicazione arrivata come una doccia fredda sul licenziamento collettivo dei dipendenti nell'hotel Laguna Palace di Mestre, è scattato lo stato di agitazione con l'allarme lanciato dai sindacati. Si parla di licenziamento di 20 lavoratori diretti a tempo indeterminato, ce ne sono altrettanti a tempo, 20 a tempo indeterminato, altrettanti a tempo determinato, poi ci sono i lavoratori in appalto che sono una trentina, e insomma è un problema grosso sociale, perché comunque c'è il rischio che dal 30 settembre circa 60 famiglie restano senza lavoro. Noi appena arrivata la notizia, appena arrivata la comunicazione, abbiamo subito fatto la richiesta di incontro sia all'azienda che all'AVA e aspettiamo appunto una data da parte loro per incontrarci e per cercare di creare un accordo. Se questo non dovesse avvenire saremo costretti ad andare in regione in unità di crisi. Immediate le reazioni anche dal mondo politico locale, a partire dal senatore Dem Andrea Martella, che ha scritto un'interrogazione parlamentare ai ministri del lavoro e del turismo, chiedendo quali tempestive iniziative intendano assumere per promuovere un tavolo di confronto tra le parti e scongiurare la chiusura dell'albergo, salvaguardando i livelli occupazionali. Ricordo sempre che dietro a 60 persone ci sono comunque famiglie. Noi quando parliamo di lavoratori non dobbiamo mai considerare solo il singolo. Dietro ci sono figli, ci sono mutui, ci sono macchine da pagare a rate, ci sono anziani da tutelare, da custodire. Ecco, quello che riguarda la vita di una persona. È importante adesso fare una sinergia di lavoro tra noi, sigle sindacali, ma non solo, interpellando anche le istituzioni su tutti i fronti.